Nell'atto della creazione, l'uomo era il nostro prototipo, il nostro ritratto, il nostro figlio felice. Sicché Adamo, nel principio della sua esistenza, ebbe un'epoca che compiva a meraviglia lo scopo per cui fu creato. Provò che significa vivere del volere del suo creatore. Eravamo felici a vicenda nel veder riprodurre nella nostra immagine i nostri stessi atti. Onde, come ruppe la sua volontà con la nostra, restò diviso da noi. Quindi i primi atti dell'uomo ci sono nella nostra volontà e io non voglio altro da te che venga nel nostro volere per seguire da dove Adamo lasciò, per poter vincolare in te tutte le armonie che lui spezzò